diffusione delle mafie è un elemento assolutamente fuorviante. Se le mafie stanno risalendo il paese è non perché trovano rispondenza nella cultura diffusa. Io non mi permetterò mai di dire, se un clan camorristico viene scoperto a Mestre, che in fondo tutto sommato la cultura civica si è dimostrata incapace. La cultura civica di per sé non è sufficiente a fermare. Le mafie hanno una via economica, hanno una convenienza economica e sono a loro volta una convenienza economica. È nei circuiti economici che bisogna andare a studiare il radicamento delle mafie. Per cui, ammesso che nella storia il circuito mafioso nel sud si è formato per mentalità, state sicuri che al nord si formerà per convenienza economica. E laddove troverà dei sistemi clientelari e dei sistemi illegali non criminali, prima o poi si impossesserà di quei circuiti criminali e illegali. Questa è la storia. La storia dei rifiuti, secondo me, lo dimostra pienamente. Grazie a Isaia Sales. Mi sembra che le questioni sul piatto siano parecchie e diversificate. Non so se c'è qualche intervento, qualcuno vuole o domande o riflessioni, è il momento, diciamo così, che abbiamo ancora a disposizione un po' di tempo, per cui potremmo cercare di allargare il tavolo. Carlo. Allora, al di là di ringraziare Gianni Belloni perché ha rivolto l'invito a questa serata, che ringrazio. Sì, Carlo, non Guglielmo, eccetera. Prima di tutto, dopo aver sentito tutta questa serie di interessantissime considerazioni e anche dei dati, mi premeva fare una piccola considerazione. Io sono direttore dell'ARPA, dal famoso referendum del 93, dopo le regioni fecero crearono le varie ARPA, c'era la separazione, qualcuno di voi si ricorda, nacquero queste agenzie che sono 21, non sono 20 perché è nato la Generale. Un dato importante, io sono qui da 2 anni, mi occupo di ambiente dall'88, però un'occasione e un dato rassicurante, almeno per noi in Veneto, ci tenevo a darlo. Quando si va a Roma nell'assemblea delle ARPA nazionali, l'ARPA Veneto, non perché ci sia io, ma perché ci sono attualmente 1083 persone che a vario titolo ogni mattina si alzano e fanno una serie di attività programmate per monitorare l'acqua, l'aria, i rifiuti e quant'altro, che a detta degli operatori nazionali sono sul podio. L'ARPA Veneto dovrebbe essere una delle 3 ARPA più efficaci e efficienti d'Italia, quindi questo, i controlli dalla parte nostra ci sono. Per cui ci tenevo a dare, perché la situazione, il panorama esposto condivisibile assolutamente è veramente preoccupante. Se posso dare 2 o 3 flash, perché ho una passione, non è un lavoro mio di occuparmi dei rifiuti, l'idea dell'assessore Lettin perfetta. Io però ricordo anche una cosa, che queste persone, l'illegalità, che io sono austro-napoletano, nato a Padova, non è solo campano, sono napoletano perché parla lombardo, parla veneto, parla emiliano, parla quant'altro, deriva anche da un'altra cosa, che queste persone, questa organizzazione studiano molto bene le leggi. Se noi ricordiamo il 1982, se faccio una domanda a chi si ricorda, non parlo ai più giovani, ma mi vengono in mente i mondiali di calcio, Rossi, Tardelli, Altobelli. Io mi ricordo di PR 915 dell'82, che è un'altra cosa, è la prima pietra, la prima legge importante che ha messo una serie di reti, ha messo una serie di paletti per poter andare a indirizzare quella che è la normativa ambientale. Poi ci sono stati ulteriori sviluppi, il decreto Ronchi, favoloso per tanti aspetti, migliorabile, è stato migliorato. Faccio un esempio per tanti: c'erano 3 impianti in Italia che trattavano un rifiuto tossico nocivo per metalli, le polveri da abbattimento fluido degli inceneritori, o meglio, ritornando in esattezza, delle acciaierie. Ne abbiamo in Veneto, in Friuli, dappertutto, eccetera. Quello era un materiale che andava in 3 impianti in Italia, una a Brescia, una a Pavia, una in provincia di Milano. Materiale che andava, veniva inertizzato, veniva in discarica di ex 2B per tossici, era controllato tutto, era un ciclo chiuso. Chi, le forze dell'ordine, coloro che andavano a controllare questo materiale, potevano controllare all'ultimo grammo questo materiale. Con questo decreto non ottimo per tanti aspetti, hanno studiato un varco e sono riusciti a far sì che questo materiale, che prima aveva un'unica destinazione, la discarica per tossici 2B, all'epoca 2C,
si chiamava, oppure la 2B dopo l'inattivizzazione, poteva essere utilizzata in minima parte, l'1%, 2%, per andare a lavorare nelle fornaci, per essere utilizzato nel mescolo per fare laterizi e quant'altro. Chi furbamente interpretava la normativa in quel caso lì cosa ha fatto? È riuscito a entrare come burro e andando in fornaci, in Campania, in Puglia e quant'altro ha bypassato questi impianti e anziché andare ad addizionare all'1% al 2% qualcuno parla che ha addizionato mattoni al 70%, che poi erano stridi da costruzione, era impossibile metterli sul mercato per costruire un edificio o quant'altro, e andavano, era uno scatto di produzione dove andavano in discariche di prima categoria che erano delle cave un poco più, che non erano impermeabilizzate o quant'altro. Quindi questo per dirvi che ovviamente il tema principale, al di là dell'evoluzione della normativa, è sempre quello di cercare di perfezionarla al meglio, per dopo noi andiamo ovviamente a controllare e cerchiamo di inchiodare coloro i quali cercano di commettere dei reati o quant'altro. Però fondamentale è il percorso che deve andare a cercare di migliorare. Un ultimo flash, come ha detto giustamente i mercati adesso che imputano timore eccetera. Io sono preoccupatissimo per il settore dei Balcani, perché il mercato del transfrontaliero attualmente è un mercato che una persona, un ecomafioso, come volete chiamarlo voi, una persona che vive di legalità nel settore dei rifiuti, che si presenta bene, educato, con nozioni perfette nell'ambiente, sta studiando quello e sta operando nel fatto di portare questi materiali all'estero. Noi controlliamo cosa? Controlliamo l'analisi, controlliamo il tutto, controlliamo fino al confine che ci separa noi carabinieri o quant'altro lo stesso. Da lì in poi non sappiamo. Anni fa mi ricordo che qua anche Marghera fu coinvolta, diciamo, perché ricordate la Caraibi e la Jolly Rosso, le famose navi rivereni che vengono scoperte in libero 30 anni fa, quelle navi là 30 anni fa, delle persone che uno in maniera molto scorretta nei confronti con i popoli là dice i beduini si sono accorti allora 30 anni fa e ci hanno rimandato i rifiuti. Se ne sono accorti 30 anni fa, non avendo una normativa, hanno capito cosa gli stavano portando e ce l'hanno ricacciato indietro. La mia paura è che qualcuno dall'estero possa fare il doppio business, che però un po' ci ricaccia indietro facendoci pagare alla collettività quei rifiuti che sono andati là, e attualmente se escono il controllo è perfetto. Però c'era un film, non so se era Alberto Sordi o chi, che voleva sposarsi e gli avevano fatto guardare un album di foto eccetera, che doveva sposare una moglie bellissima. Il fatto di poter avere il catalogo degli impianti che sulla carta hanno un'autorizzazione perfetta, che sono biondi con gli occhi azzurri, e che poi all'estero con uno a vedere non sono così, però le nostre forze dell'ordine, coloro che collaborano con noi in quant'altro, noi ci fermiamo un confine. Questo è un altro tema caldissimo che deve occuparsi nelle strategie, nell'evoluzione politica, soprattutto sta dicendo l'Unione Europea. Noi parliamo di Europa, qui guardiamo il nostro giardino di casa nostra. Per cui al di là di ringraziare veramente gli organizzatori e di avvertirmi, chiedo una preghiera di avvertirmi i prossimi vostri interventi, che mi farà sicuramente piacere essere presente, vi assicuro che terremo qua fino alle 10:30 stasera, perché è una passione, non è un lavoro per me occuparmi dell'ambiente. Grazie ancora, le attività, gli spicchi, le considerazioni sono tantissime. Noi tutti però possiamo fare una cosa, che come la Coca-Cola anche a Natale ogni anno ci fa lo spot per ricordarci che la Coca-Cola esiste e non ce n'è bisogno, ogni occasione che c'è per parlare di ambiente è un momento d'oro, perché dobbiamo continuare a parlare di ambiente per tenere alta, altissima, ancora più alta l'attenzione su questo tema, perché le leggi ambientali dovranno essere costantemente migliorate. Grazie. Grazie al direttore dall'ARPA Veneto. Un altro sguardo e altri stimoli rispetto ad esempio alla questione dei mercati internazionali. Se c'è qualche altro intervento, so che qua ci sono operatori appassionati.